Inquinamento delle falde acquifere alle prese con diverse contaminazioni. Alcuni comuni del Trevigiano denunciano la presenza di mercurio, la preoccupazione dei residenti. Nel servizio di Antonello Profitta e Claudio De Zan. Interpellanze e interrogazioni sul piano politico, denunce ed esposti su quello giudiziario, ma la vicenda del mercurio nell'acqua di falda è ancora irrisolta dopo 7 anni dalla sua scoperta. Interessa per lo più pozzi privati nella zona compresa tra i comuni di Quinto, Treviso, Preganziol, ma in allarme ci sono anche Casier e Mogliano perché l'inquinamento riscontrato nei pozzi continua a muoversi. I valori nei pozzi che sono al confine del nostro territorio ci segnalano la presenza preoccupante di mercurio e si ritiene che le zone di Zerman e di Bonisiolo siano le prossime ad essere toccate dall'inquinamento. L'amministrazione di Mogliano, dice l'assessore all'ambiente Oscar Mancini, sin dal suo insediamento si è interessata al problema. Ora, insieme a quella di Preganziolo e Casier, ritiene insufficiente il monitoraggio dell'ARPAB. Serve un'indagine idrogeologica profonda, come da anni sollecita Andrea Zanoni in Consiglio regionale. Diciamo che servono parecchi soldini, si calcola dai 200 ai 300 mila euro almeno, però se consideriamo che i costi sostenuti dalla collettività finora sono stati di 2 milioni e 100 mila euro per quanto riguarda il rifacimento di reti consortili e acquedottistiche per la gente che si è trovata col pozzo inquinato e altri 1 milione circa di euro speso dai privati per questi vari allacciamenti o per installare determinati filtri per avere l'acqua buona a casa. Questi soldi sarebbero un investimento.